Siamo al Salone Nautico di Venezia insieme al presidente Ivano Boscolo Bielo. La Boscolo Bielo Group è connaturata con Venezia. Qual è il suo rapporto con la città? Beh, è un rapporto ormai cinquantennale perché ero ragazzino che ho iniziato, quindi mi sento tanto a casa mia qui a Venezia, ci lavoro ormai. No, è un rapporto buonissimo. Io la mia crescita professionale l'ho fatta qui a Venezia, quindi mi sento sempre in debito su Venezia, perché è una città che mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere, mi ha fatto sviluppare le mie attività, mi ha fatto conoscere tantissime persone, dove che oggi mi sento a mio agio. Venezia la conosce benissimo, no? Sia dal punto di vista nautico che dal punto di vista della logistica, perché è il vostro core business. Cosa manca ancora a Venezia? Tutto si può migliorare sempre. A mio avviso è una crescita che deve essere una crescita di continuo, ecco. Non è che oggi manca qualcosa. A mio avviso si cerca sempre di fare del meglio e quindi vai a coprire quelle cose che probabilmente mancano. Il Salone Nautico in questa settima edizione ha parlato di porti, ha parlato di portualità. C'è una stretta correlazione tra Venezia e Chioggia in fatto di porti. Quale può essere il futuro della logistica, della portualità a Venezia e a Chioggia? Hai detto bene, allora, Venezia e Chioggia sono un unico porto, anche perché c'è un'autorità solo, quindi è già là. Il futuro deve essere sempre quello di far crescere tutti quei volumi di movimento di merci che siano su acqua, per poter fare turismo. Chioggia per esempio da un po' di anni che ha le navi che vengono a Chioggia, anche quello per Chioggia è una bella cosa. A mio avviso va incrementato anche su Venezia, nei limiti sempre del rispetto dell'ambiente, rispetto della laguna, e questo deve essere il futuro, crescere, essere propositivi, puntare a degli obiettivi e cercare di portarli a termine. Ecco, una battuta però ce la deve fare sulla Union Clodiense. Come pensate di sviluppare l'anno che viene? Ecco. Beh, noi abbiamo allora terminato il campionato proprio lunedì, abbiamo fatto l'ultima partita, abbiamo fatto la finale dei playoff, purtroppo non è andata come volevamo perché abbiamo pareggiato e col pareggio ha vinto il Legnago. Ma noi adesso ci stiamo preparando per la prossima stagione. Abbiamo delle basi solide che sono quelle della stagione scorsa, inseriremo alcuni giocatori importanti. Il nostro obiettivo sarà quello di riuscire a giocarci il campionato insieme a altre squadre per arrivare all'obiettivo di vincerlo il campionato.